Al via stamani alla Valle dei Templi e al Giardino della Colimbetra l'esercitazione di soccorso organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, con il supporto della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia e la Croce Rossa Italiana. L'evento ha visto impegnati diversi nuclei specialistici e dotazioni avanzate dei Vigili del Fuoco di Agrigento e non solo, in particolare i soccorritori con tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali, il nucleo per la mappatura e gli ausili cartografici degli scenari di soccorso, i droni, le unità cinofile e l'elicottero capace di soccorsi con il verricello. Tutti si sono esercitati in uno scenario complesso di grande rilevanza per il soccorso pubblico. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Questa location è una location suggestiva, incantevole, cultura, arte, storia. Perché in questa location? Perché assieme a cultura, arte e storia c'è anche sicurezza, e direi cultura della sicurezza. Oggi svolgiamo un'esercitazione maggiore ed è importante da precisare, non c'è una scenografia di questi addestramenti, perché questi addestramenti il Comando dei Vigili del Fuoco, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia e in generale il Corpo Nazionale li svolgono periodicamente per testare ed esaltare le capacità dei soccorritori. Cosa cambia? Che le varie esercitazioni che ordinariamente vengono svolte, ad esempio saranno impegnate oggi le unità cinofili della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia, ordinariamente e periodicamente si addestrano sullo scenario post-sisma di Poggioreale, in provincia di Trapani. Ci sarà l'elicottero del reparto Volo Sicilia che anche questo assetto, questa macchina svolge esercitazioni periodiche, ci sono gli spelo alpino fluviali. Oggi cambia che siamo tutti riuniti in questa location che si presta per esaltare le capacità e le difficoltà a cui vanno incontro i soccorritori. Quindi il turista nota questa, resta incantato da questi scorci di storia millenaria, e però è una zona anche impervia e quindi si presta a esaltare le capacità dei soccorritori. Siamo corpo nazionale, dobbiamo essere per la collettività, per l'incolumità pubblica e ci dobbiamo addestrare per essere al meglio di queste possibilità.